Nicola Finco, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, per parlare di questa modifica del titolo quinto, del potenziamento, diciamo, delle regioni, volevo iniziare facendo un accenno a quanto accaduto ieri, che tutti noi abbiamo letto le ANSA, le notizie sui giornali, in merito all'arresto di 24 secessionisti. Guardate, io non entro nel merito dell'iniziativa che stavano portando avanti, se è giusta, se è sbagliata, se hanno dei torti, delle colpe o quant'altro. Sta di fatto che all'interno del nostro territorio da troppo tempo c'è un malessere dilagante, un malessere che noi che abbiamo un ruolo all'interno delle istituzioni sentiamo ogni giorno. È da anni che vediamo i nostri imprenditori che quotidianamente sono all'interno di vari programmi televisivi che parlano del loro disagio, delle loro difficoltà nel portare avanti un'impresa. Vediamo quotidianamente le crisi delle grosse aziende, delle piccole aziende, sempre più disoccupati che restano a casa, un problema sociale non da poco per un Veneto che era abituato anche ad un certo benessere fino a qualche anno fa. E tutti questi sentori purtroppo lo Stato non li ascolta, tutti questi malesseri diciamo, che ci sono all'interno della nostra regione. E secondo me Renzi ha perso una grande opportunità con la riforma del titolo quinto, perché invece di dare una risposta concreta a questi territori che da troppo tempo chiedono dignità e giustizia, ha pensato bene di proporre una riforma che va sostanzialmente ad eliminare uno degli enti più, parlo per il Veneto, più virtuosi, più vicini alle esigenze sia dei cittadini ma sia anche delle amministrazioni pubbliche, in particolar modo ai comuni. Ci troviamo di fronte a un governo del PD, che in questi mesi si è concentrato su riforme che hanno visto lo svuotacarceri, che hanno visto l'abolizione del reato di clandestinità, che hanno visto delle riforme, in particolar modo dall'Italicum all'abolizione delle province, riforme che servono per togliere sempre più il potere dei cittadini e la democrazia, ma che vanno a rafforzare dei poteri forti. I poteri dei burocrati, l'abbiamo visto con l'abolizione delle province, dove alla fine le province non verranno abolite, ma verrà sostituito l'organo democraticamente eletto con un organo di nominati, però l'apparato burocratico continuerà a rimanere. Il buon Renzi e il PD ci hanno proposto la nuova riforma elettorale, prima c'era il Porcellum, tutti attaccavano il Porcellum perché era una legge brutta, una legge che non lasciava ai cittadini la possibilità di esprimersi, e adesso invece di un Porcellum hanno fatto un Porcellinum, cioè nel senso le liste saranno comunque bloccate, solo che saranno più ridotte, però hanno cambiato il nome, Italicum, no. Allora suona meglio la parola Italicum rispetto che alla parola Porcellum, e quindi i cittadini se ne stanno facendo una ragione. Sta di fatto che non si risponde con le manette alla protesta, ma alla protesta si risponde con dei fatti concreti, con delle risposte concrete. Ad un territorio, come ho detto prima, che da anni chiede maggiore autonomia, maggiore anche responsabilità, perché amministrare delle risorse improprie vuol dire anche rispondere ai propri cittadini di quello che si fa e di come si amministra il bene pubblico. Ho detto ci stanno togliendo la democrazia, e secondo me con la riforma del titolo quinto l'aboliscono definitivamente, perché depotenziare le regioni vuol dire togliere il senso di autonomia e di libertà all'interno dei territori. Andare a centralizzare materie importanti come in parte la sanità, come le infrastrutture, come il turismo, vuol dire lasciare in mano settori fondamentali e strategici delle istituzioni a dei burocrati romani. Io mi chiedo, è vero che il 76% dei cittadini italiani sono favorevoli a questa riforma che Renzi vuole introdurre, ma io mi chiedo, questo 76% di italiani hanno letto la riforma del titolo quinto e cosa veramente Renzi vuole fare e come vuole depotenziare le nostre regioni? Perché creare un Senato delle autonomie, che alla fine anche qui, un Senato dove si andranno sì a eliminare 315 senatori
per un risparmio più o meno di 100 milioni di euro. Ma un Senato che vedrà 148 nominati, quindi per l'ennesima volta ci troviamo con gente nominata, ma soprattutto Renzi non ha avuto il coraggio di dire aboliamo il Senato in toto. Perché non aboliamo le figure dirigenziali all'interno del Senato? Perché non mettiamo in vendita le strutture, i palazzoni romani del Senato? Perché non mettiamo in mobilità i funzionari del Senato, i messi del Senato che guadagnano 10, 20, 30 mila euro al mese? Nessuno parla del potere burocratico da eliminare. Tutti parlano che bisogna eliminare la democrazia. Bisogna eliminare gli enti territoriali, bisogna sopprimere i senatori, bisogna eliminare tutto. L'importante è che i burocrati restino al loro posto, che nessuno tocchi la burocrazia. Così ci troveremo in giro di qualche anno ad avere la burocrazia europea, la burocrazia statale, la burocrazia regionale, la burocrazia comunale, tanti burocrati che comandano, non rispondono a nessuno, si portano a casa 200-250 mila euro all'anno e poi tanto a rispondere saranno sempre i politici, perché al giorno d'oggi chi mette in piazza i politici è un eroe. No, perché basta sparare contro la politica e tutti ti vengono dietro. Se domani mattina Pettenova in piazza e dice i politici sono tutti da mettere a rogo, il 100% degli italiani sono favorevoli con Pettenova e sicuramente appoggiano la sua idea. Perché qualcuno sta cavalcando la crisi delle istituzioni per demolire le istituzioni. Questa è la realtà. Il signor Renzi, in preda al populismo, in preda anche a tutti i mass media che gli stanno dando una popolarità che è una cosa vergognosa, lui sta cavalcando, sì, dà fastidio perché ormai è una cosa insopportabile. È insopportabile. Vabbè, io sto parlando di Renzi. Vabbè, la rispetto, Colleghi, consigliere. per favore. Consigliere. Sta di fatto che ci troviamo con una crisi vera e propria anche istituzionale. Io mi chiedo, la sinistra che fino a 6-7 anni fa girava le piazze d'Italia con la Costituzione in mano, e mi ricordo i girotondini, tutti i professoroni di sinistra, tutti i parrucconi, i senatori a vita che giravano le piazze contro la riforma della devolution perché andava a smantellare l'architettura dello Stato. Che fine hanno fatto? Adesso arriva Renzi, il 31 di marzo ci propone una modifica dell'architettura dello Stato, le regioni entro 3 giorni devono dare un parere e poi si parte o con me o contro di me. E questo è il modo di riformare un paese, in preda al populismo, in preda alla gente che vuole la distruzione di tutte le istituzioni. E poi vorrò vedere fra qualche anno, quando il burocrate romano ti dirà per casa tua passa l'infrastruttura, passa la TAV, quei cittadini, quei comitati, da chi andranno a manifestare le loro perplessità. Abbiamo il turismo, altra eccellenza a livello veneto. A chi vogliamo lasciare gestire il turismo? All'Enit? Al carrozzone Enit? Allo Stato centrale che non è nemmeno capace di gestire Pompei? Noi dobbiamo lasciargli in mano la gestione del nostro turismo, delle nostre Dolomiti, delle nostre coste, della nostra fascia pedemontana? È questa la riforma che noi vogliamo e che il 76% degli italiani vogliono? È veramente questa? Questa è la domanda che io faccio a voi, ma che soprattutto voglio fare alle molte persone che stanno condividendo questa nuova riforma del Senato. Una riforma che poi io ritengo vergognosa. Parlano dell'abolizione di 315 senatori. Ma perché non aboliamo i senatori a vita? Per quale motivo non li aboliamo? Perché dobbiamo mantenere questi parrucconi che non hanno alcuna funzionalità? Vogliamo dargli un ruolo, vogliamo dargli un riconoscimento, diamogli una medaglia. Perché dobbiamo pagare della gente 20.000 euro all'anno, 20.000 euro al mese, che hanno un tasso di presenza pari allo 0, che non propongono una legge, che sono una cosa inutile all'interno di un'istituzione? Poi vorrei capire perché il Presidente della Repubblica può avere il diritto di nominare 21 senatori. Chi è il Presidente della Repubblica per nominare 21 senatori? Per quale motivo? Ma per quale motivo deve nominare lui 21 senatori? Il buon Giorgio Napolitano l'altro giorno ha detto che lui da tempo è favorevole all'abolizione del bicameralismo perfetto. Ma perché allora Giorgio Napolitano ha nominato 5 senatori a vita, visto che era favorevole all'abolizione del bicameralismo perfetto? Perché li ha nominati? Perché si è fatto nominare senatore a vita? Rinuncia al ruolo di senatore a vita, visto che è contrario al bicameralismo perfetto. Troppo facile parlare alla pancia della gente,
troppo facile fare del populismo, troppo facile come Presidente della Repubblica assecondare la demolizione delle istituzioni. Questo non è il modo di fare politica. Questa è l'arte, è un progetto dell'Europa, dei burocrati, per demolire la politica, per demolire la democrazia, perché ci vogliono tutti allo stesso livello, tutti senza la libertà di pensare, di proporre, di dire come la pensiamo, perché vedete, chi porta in piazza le sue idee, chi come un'istituzione come il Consiglio regionale propone un referendum per l'indipendenza del Veneto, viene subito messo a tacere da chi? Dai poteri forti dello Stato che si muovono attraverso la magistratura, ti arrestano 24 persone, tanto per mettere del timore, mettere della paura, ma lo Stato deve sapere che a noi non ci fa assolutamente paura.